Va ora in onda la rassegna stampa. No, secondo me badante di condominio. Io ti vedo fare il badante di condominio. Sei un tipo così paziente, poi hai la faccia anche un po' da brava persona, per cui uno si avvicina e si confida con te, eccetera. Interessante, interessante, visto la penuria di lavoro che c'è. Mi vuoi come aiutante? Io faccio il chiacchierone da condominio, cioè quando arriva il vecchietto gli faccio il comizio, no? E lo tengo lì, perché la Lega, eccetera. Buongiorno, sono le 7:31, anzi 32, Sammy Varin sono io, certo. Come state? Come va? Come va? Come va? Lo sapete che vi aspetta un'altra rassegna stampa frizzina, la potremmo chiamare così, la frizzina, te la ricordi? Non sai cos'è, lo so, la frizzina è come quella del Cavalier Gazzoni, no? L'idrolitina, te la ricordi l'idrolitina? Manco quella, oh. Cioè, ma i miei figli la conoscono l'idrolitina, li ho fatti divertire per anni, perché nell'acqua ci metti non una bustina, ma ce ne metti due e viene la versione explosive, nel senso che inizia a frizzare l'acqua naturale con queste buste, no? Frizza, devi chiudere in fretta, sennò pum, esplode tutto. Li ho fatti ridere per anni i miei figli con questa cosa e rido ancora io adesso, perché fa diventare l'acqua naturale, la fa diventare gassata, capito? È appena un po' un aroma un po' che ricorda il limone da lontano, eccetera. Se poi ne metti tre, beh, droga pura, no? Buongiorno. Sì, una rassegna stampa frizzante, perché sai, uno dice, vabbè, ieri Vannacci, ok, gli abbiamo fatto il funerale, me ne dispiace umanamente, e ci siamo tutti quanti fidati di Vannacci. Siamo un po' dei boccaloni, anche a 60 anni mi sono accorto di essere un boccalone, Però penso che sia umano, quando comunque c'è qualcuno che ti sembra in gamba, ci credi. Adesso giustamente penso che di Vannacci non si fiderà più nessuno, o no? Parlo proprio con voi perché un minuto dopo l'altro arrivano adesioni al nuovo partito di Vannacci, ragazzi. Cani e porci vanno con Vannacci, e la cosa, scusate, ma la trovo divertentissima. Persino Mario Borghezio, che salutiamo caramente perché è un vecchio amico di noi, della nostra radio, delle nostre battaglie, quello che c'è una canzone, Borghezio Beat, in cui urlava secessione! Erano i tempi della secessione, ragazzi miei, e il Borghezio Beat gliel'abbiamo fatto noi, oddio, forse è meglio che dica io, decisamente. E anche lui ha annunciato che va con il nazionalista Vannacci. Vabbè, ci ridiamo sopra, signori, chiaramente. Io dico solo la Lega, posso ripeterlo, solo la Lega può portare avanti il vero amore per il territorio, la difesa dei confini. E qualche cosa si sta muovendo, signori, su questo fronte, e tra poco ve lo dimostrerò. Intanto il buongiorno da Sammy Varin, da Simone, da tutti voi che ci state ascoltando, chi in posizione orizzontale, chi in verticale con un volante in mano, già sbraitando a quest'ora del mattino, non per Sammy Varin, ma per il trafficin su Milano. Tranquilli, le Olimpiadi passeranno, ma soprattutto è un grande business, è un grande affare, sto leggendo sui quotidiani. Già, persino i super gufi si sono dovuti ricredere. Sono contenti tutti quanti, il villaggio olimpico, gli appartamentini, tutti belli, il letto che non si rompe appena ti siedi, non è fatto di cartone, un letto vero. E poi la pizza, le lasagne, ci sono tutti gli americani, buona lasagna, che cioè, questi vengono a mangiare bene, rifaranno di quelle mangiate, cioè correranno alle Olimpiadi con un pancione come quello di Sammy Varin. Va bene, ma siamo contenti, ma signori, più 300% di arrivi in aereo in questi giorni, è per quello che vedi un casino della Madonna già a quest'ora del mattino, e c'è poco da fare. Siamo contenti, è arrivata persino la neve, cioè
persino quelli del cambiamento climatico devono stare zitti perché Bormio Livigno sembra di essere a Natale. Tutto stupendo, ragazzi miei. Quindi con un sorriso cominciamo questa non rassegna stampa, perché non pensate che io stia qui a leggervi tutti i giornali pedissequamente, che palle, articoli lunghissimi. No, ragazzi, saltelliamo. Noi non abbiamo mangiato lasagne ieri sera, siamo molto molto leggeri e saltelliamo come fringuelli, come uccellini, chip chip, da un giornale all'altro per portarvi le cose che so che cercate. Tutto attraverso i vostri messaggi, perché già dalla notte, la notte porta consiglio, ma porta un fracco di WhatsApp. In questi giorni molti si sono spostati su Radio Libertà, perché storicamente la radio della Lega, poi non è mai stato vero statutamente, non lo è, ma siamo in Bellerio, vi trasmettiamo dal fortino della Lega in via Bellerio a Milano, siamo un punto importante all'interno del centrodestra, un punto di comunicazione ma anche di confronto con altri partiti, per cui WhatsApp al 340 67 09 659 a go in questi giorni per commentare cosa sta accadendo dentro e fuori dalla Lega, per commentare il sorrisetto del PD e il pompa pompa che i giornali di sinistra stanno facendo a Vannacci in queste ore, ragazzi. Cioè, ora comincio a capire che cosa aveva in mente il puccia, ho capito, c'è qualcosa in antenna che non funziona. Sammy Varin, non sei più tu, che stai dicendo? Non sono io, è internet. Quando siete collegati in troppi sul nostro sito radiolibertà.net cominciamo a campionare ed è un buon segno, vuol dire che siete in tantissimi. E quindi che fare in questi casi? Compratevi una radio DAB, barboni, straccioni, pezzenti di ascoltatori. Compratevi una radio, schiacciate DAB e scoprite che in questa banda, che non suona, non è la banda, la banda che è una banda come fosse l'FM, come fosse la M, si chiama DAB. Ci sono un fracco di radio nuove ma bellissime che trasmettono musica eccezionale, e ce n'è anche una che parla e siamo noi di Radio Libertà, e non si usano gigabyte né internet, sono sempre onde elettromagnetiche, solo che sono digitali, e nella banda DAB Radio Libertà si ascolta in tutta Italia. Quindi se avete amici a Napoli o a Palermo o a Cagliari, diteli di ascoltare Radio Libertà in DAB. Chiaro che c'è il sito radiolibertà.net, che c'è la app che potete scaricare e ci ascoltate dal vostro telefono anche in metropolitana, ci sono YouTube, Facebook, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ragazzi, siete in migliaia e vi ringrazio anche dei commenti, guardate che io vi leggo, bada ben, ma il momento più bello è quando mi inviate i messaggi WhatsApp al 340 67 09 659, anche nella notte, perché poi il primo speaker che arriva li legge, come questo. Buonasera, propongo un piccolo progetto per istituire un servizio militare ai neodiciottenni da organizzare per civilizzare quanto ancora non lo sono stati, per civilizzare i neodiciottenni. Io ne civilizzerei anche altri, non soltanto i neodiciottenni. Vannacci ha tradito? Ottimo, la Lega ne uscirà più forte. Anche questo messaggio della tarda serata, sono le meditazioni di fine giornata e di quelli che hanno capito, e l'abbiamo capito che la Lega ne uscirà più forte. Buonasera, ma se Vannacci è stato un corpo estraneo alla Lega, Salvini cos'è? Il corpo con la mente estranea alla Lega? Anche a Pontida ha dato ragione a Tajani, e quindi sono contento d'essere leale e scontento di votare. Chi poi porta a casa e non riporta ai cittadini, mandi, ti vogliamo bene, però... Cioè, non l'hai capito che se si esce dalla Lega non si va da nessuna parte? La Lega è tanta, e tanti modi di parlare e tante argomentazioni. Alcune sono Lega, altre sono meno Lega, ma quando sei nella Lega
è una fede, è una religione, capito? È lo spadone sguainato e c'è poco da fare. Se sei nella Lega e non hai lo spadone sguainato e ti guardiamo come per dire, beh, allora? E dov'è lo spadone? Capisci? Vannacci non ce l'aveva lo spadone. Questo è il problema. Signori, mi tuffo e lo so, sono tentato perché mi state inviando un fracco di messaggi e lo sapete, è la mia droga il WhatsApp, per cui sarei veramente tentato di leggerli subito. State tranquilli, alle 8 comincio a leggerli. Prima però non posso non partire con il vostro quotidiano di riferimento. Costa solo 1,50 €. Oggi pubblicizzo il quotidiano comunista, il Manifesto, che titola oggi Un giorno in questura. Perché? Braccio di ferro sulla stretta al dissenso. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare un pacchetto sicurezza, l'altro andrà nel disegno di legge e tutto è stato vagliato dal Colle in questi giorni, e qualche cosa ha cambiato, ma qualcos'altro è passato. Braccio di ferro sulla stretta al dissenso, Mattarella convoca il sottosegretario Mantovano, Piantedosi si adegua, decreto equilibrato, se va cambiato ne prendiamo atto. Salvini però insiste sul fermo preventivo di 24 ore. Il Colle ne concede 12 per motivi precisi. Questo è il titolo principale del quotidiano comunista, il Manifesto, e subito sotto si ritorna e cosa ci vuoi fare? Loro ce l'hanno la mente bacata su questo fronte. Il fronte del ponte, l'opera che conviene non fare. L'ennesima forzatura di Salvini col placet di Meloni. Ve lo leggo proprio, Giuliano Santoro per par condicio, ma quest'oggi Fango sulla Lega si è ricominciato tranquillamente a go, anche se poi è Vannacci che dice no, siete voi che avete tradito e a me il fango non fa niente, e si fa vedere la foto di quando era militare tutto coperto di fango e non ci fa più nessun effetto ormai, devo dire. Vannacci, cioè, se avevi lo spadone lo tiravi fuori, lo spadone non l'hai tirato fuori in questi mesi, in questi anni. Abbiamo capito che avevi altre cose in mente, ci siamo cascati in buona fede perché è ancora bello da parte mia fidarmi di qualcuno. Mi è ancora bello, io lo trovo umano, fidarsi ancora, sbagliare, ma voglio sbagliare ancora, certo, non posso dire che non mi fiderò più di nessuno, non lo dirò mai, mi voglio ancora fidare, così come mi fido di voi che mi state seguendo in questo momento, che siete comunisti, fascisti, non votate da 20 anni, ma cercate una voce amica, che non è detto sia la mia, è la nostra radio, è quella che vi fa parlare, quella che vi ascolta, quella che cerca poi di portare in Parlamento le vostre proteste, che magari diventano proposte e pure delle leggi. Di fronte al disastro delle coste siciliane e calabresi, all'alternativa tra i miliardi per il ponte sullo stretto e quelli per le riparazioni e la messa in sicurezza sul territorio, il governo ha titubato, titubas, titubabi, titubatum, titubare. Poi si è tornati al business as usual, questo è bergamasco, sulla grande opera Giorgia Meloni abbozza di fronte alle insistenze di Matteo Salvini. In ballo questa volta c'è il decreto infrastrutture che in alcuni dei suoi comuni dovrebbe servire ad aggirare la bocciatura della Corte dei Conti. Il vice premier leghista assicura che sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi ci saranno i passaggi necessari per avviare i lavori del ponte, ma nega, smentendo una bozza che è circolata a più riprese nei giorni scorsi, che punti a limitare le prerogative della magistratura contabile. In che modo? Giuliano Santoro prosegue a pagina 5 del quotidiano Il Manifesto e sono sicuro che voi lo comprerete. Su che giornale andiamo? Vi dico la verità che non c'è che l'imbarazzo della scelta quest'oggi, perché su ogni giornale si parla di Lega e si parla naturalmente del generale Vannacci, non che ci interessi più di tanto, però chiaramente siamo un po' curiosi, sai come le zabette, no? Siamo un po' curiosi. Vediamo un po' oggi chi cazzo va con Vannacci, ci viene da dire, e più o meno la cosa è così. E allora bada ben bada, perché vi assicuro cani e porci, ad alcuni di questi vogliamo un gran bene, però li guardiamo con pena, come per dire dai, ma vai con Vannacci, ma tu non eri secessionista,
ma non eri federalista, ma non sei autonomista fino a ieri. Ti riempivi la bocca con questo termine e adesso vai con Vannacci che non ha ancora imparato a dire A, U, To, No, Mi, A. Glielo insegnerai tu nel suo nuovo partito. Non fare ridere i polli. Tutti a casa i picchiatori rossi. Oh, salutiamo Roberto Salis, che non è il papà della Salis, che è ancora lì in Europarlamento, mentre l'altra Salis è stata condannata, tra poco ne parliamo. Roberto Salis sta suonando la chitarra in sottofondo a questa rassegna stampa e ci dà quel non so che di elegante, cioè dovrebbero mandarmi al Blue Note, ecco. Sì, Simone, io ci starei lì seduto sul palco del Blue Note. Sammy Varin vi fa una rassegna stampa prima dello spettacolo. Dite che mi tirerebbero i pomodori. Non ci sono pomodori al Blue Note perché è un locale molto elegante. Poliziotti martellati, martellatori liberi, tutti a casa i picchiatori rossi. Questa è una roba che ti fa capire il motivo per cui bisogna votare sì al referendum. Ci daranno dei fascisti? Ma sì, va bene, non c'è nessun problema, anche perché tra di questi che voteranno i sì ci sono molti del PD. E qui c'è un cortocircuito potente di cui oggi si parla su molti giornali. Già rilasciati gli unici 3 arrestati. 3! Ne hanno arrestati 3! E li hanno già liberati. Dopo gli scontri di Torino, il governo protesta. Intanto Askatasuna può organizzare liberamente nuovi assalti. Tanto chi li ferma? Capisci il motivo per cui siamo qui a parlare? Per avere un po' più di sicurezza, e non è certo con i partitini nuovi che questa cosa arriverà. Non arriverà proprio, ragazzi. Cioè, se non sei al governo non fai assolutamente niente, e se togli i voti al governo praticamente fai ancora meno. Quel poco che si potrebbe fare non si farà. Dopo le violenze, le scritte shock a Torino. Guarda su Libero in centropagina. Più sbirri morti, più orfani, più vedove. Nell'università che ha regalato uno spazio al centro sociale sgomberato dopo le violenze, le scritte shock a Torino. Attenzione all'articolo di Alberto Busacca, oggi Libero, ve lo dico subito, è uno di quelli tosti. Tra Pozzolo e l'ex GF, ora Vannacci ha il suo pistola e lo accusano sul pistolino. Attenzione, bisogna anche un po' ridere, ragazzi, a proposito di chi sta imbarcando il partito di Vannacci, che non si sa ancora quale simbolo avrà, probabilmente lo dovrà cambiare. Siamo sempre in centropagina sul quotidiano Libero. Critiche anche da sinistra, l'imbarazzante video del PD. Vuoi votare sì? Sei fascista. Il problema è che anche all'interno del PD c'è molta gente che vota sì, per cui è un cortocircuito divertentissimo, ragazzi. Chiaro che queste cose poi le dovete portare al vostro vicino di casa comunista e riderci un po', perché alla fine si è amici, anche se la si pensa in modo diverso. È come tenere al Milan e all'Inter, ragazzi, ci si scherza, ci mancherebbe altro, ieri sera te le hanno suonate, eccetera. La stessa cosa dal punto di vista del partito, però non cambi la fede, cioè se tieni al Milan per sempre, così come se ce l'hai duro, politicamente of course, vai avanti ad averlo duro anche a 60 anni, a 70, 80, e lo spadone ce l'hai lì pronto. E certo non lo posi perché la Lega non riesce a fare una cosa che vorrebbe fare, ma non ci riesce perché non la votano in molti, hai capito? Ma il cherubino Conte resta. Altro argomento divertente di quest'oggi: le comiche al vicariato, è stato cancellato l'Angelo Meloni. No! Adesso che il parroco cominciava a fare soldi, perché in quella chiesa andavano in decine, in centinaia ogni giorno a fotografare l'Angelo Meloni, adesso non ci va più nessuno, l'hanno cancellato al GPU. La paura, e spunta su altri quotidiani, è che adesso ci sia l'effetto emu
emulazione, e che quindi va in giro a guardare tutti gli angioletti. Oh cazzo, ma quello sembra Simone, Angelo barbuto, ma chi ma capito? Cioè, sembra incredibile. Adesso tutti ci mettiamo a guardare gli affreschi appena restaurati e dobbiamo decidere a chi assomigliano, Spero che ce ne sia qualcuno che assomiglia anche alla Slime, me lo auguro, insomma, non siamo così tutti, Entriamo subito all'interno di Libero, dai, mi piace questa cosa. A proposito dei richiami in prima pagina, però ci ritorno a proposito di bufale. Olimpiadi, fango dai francesi, che scrivevano l'altro giorno c'è poca neve, invece è record, tanto per. Ma a proposito di Olimpiadi, attenti voi che frequentate Milano, che arrivate da Marte, c'è gente anche che sta sbarcando, gli extraterrestri, per vedere le Olimpiadi, attenzione, perché in questi giorni Milano è un casino. Normalmente non c'è un cacchio di nessuno in questa città, cosa venite a fare a Milano? Ma in questi giorni negli orari di punta si blocca tutto. E lo sapete, domani venerdì c'è l'inaugurazione delle Olimpiadi e saranno tutti quanti a San Siro, cani e porci. C'è ancora qualche posto libero, mi dicevano, ma soprattutto i capi di Stato, capisci? Tutte le persone importanti, per cui se dovete girare in macchina, partite con me alle 5 del mattino, siete sicuri che vada tutto bene. E poi si blocca e non ci si muove più. Usate i mezzi pubblici, ma state molto larghi, perché anche quelli potranno subire ritardi. D'accordo? Ok. Mi tuffo all'interno del quotidiano Libero, perché vi dicevo è tra quelli ottimisti, ecco, anche sul fronte Lega, cioè tra quelli che dicono ma questa cosa che Vannacci se n'è andato non fa altro che bene alla Lega. Chiaro che, e questo lo dico io, e mi prendo le responsabilità da vecchio leghista tessera RIA del 1987, ragazzi, ai tempi mi sembrava veramente di essere un terrorista quando ho spedito il coupon che mi hanno distribuito al semaforo, e l'ho spedito in via Arbe per ricevere la tessera della Lega. Che cavolo, era l'87. No, c'è ottimismo, ma adesso però la Lega deve avere un colpo di reni, secondo me. Deve dare una reazione interessante. Quale potrebbe essere, secondo voi, la reazione forte che la Lega dovrebbe fare? 340 6709 659. Questa è la domanda che vi faccio per prima cosa alle 7:53, quando siete ancora un po' addormentati. Che cosa vi aspettate dalla Lega adesso? 340 6709 659. Ditemelo che sono curioso. Gli scarcerati, i picchiatori che hanno colpito a Torino, centrodestra e polizia, dicono legittimati delinquenti. Chiaro che è una roba che uno dice ma non è vero, dai. Cioè, quello che ha preso a martellate il poliziotto è, cioè, agli arresti domiciliari, ma perché era un martelletto. Martelletto. Obbligo di firma per i 2 fermati alla manifestazione, quindi sono liberi. Il terzo giovane, più cattivo, quello di Arcidosso, quelli di Arcidosso mi dicono no, non conosciamo, no, non era di un paese vicino. Il terzo giovane che ha partecipato al pestaggio della gente finisce agli arresti domiciliari. Salvini, vergogna. Tajani, come possono i cittadini sentirsi sicuri? Bravo Tajani, signori, veniva il dubbio che stava con il picchiatore, per piacere, dai. E a Milano, come se non bastasse, ma oggi Libero serve anche per farvi arrabbiare, per voi insomma che avete la pressione un po' bassa, comprate Libero ed è come prendere una pastiglietta. E a Milano vogliono incastrare la gente che si è difeso. Si torna sul caso del pusher ucciso a Rogoredo. Adesso ci sono polemiche sull'autopsia. L'avvocato dice il mio cliente va in chiesa per lui, questa è la differenza. Insomma, se dai salotti rossi e dalle bocche di certi dem sono arrivati a singhiozzo
tra i se e i ma, messaggi di solidarietà al poliziotto indagato per omicidio volontario, a rendere il tutto ancora più grottesco la narrazione di una certa stampa. Per la gente della squadra investigativa del commissariato Mecenate, come ha raccontato l'avvocato Porciani, sono giorni difficili in cui la stanchezza si va ad aggiungere all'ansia per sé e per i propri familiari. Del resto, trovarsi indagati con un'accusa così grave per avere svolto il proprio lavoro non può che lasciare attoniti. Lasciare l'amaro in bocca sono anche le dichiarazioni rilasciate dagli avvocati della famiglia di Mansouri, che anziché occuparsi del proprio assistito sembrano avere già emesso una sentenza su quanto accaduto. Dichiarazioni sui quotidiani e a cui fanno anche seguito titoli ad effetto, così da sviare l'attenzione su quelli che sono i veri temi di questa faccenda. Come dicevamo, i giornali della solita area progressista sembrano avere dimenticato alcuni dettagli. Poco importa che si tratterebbe di uno degli esponenti di spicco di una famiglia di spacciatori del famigerato boschetto di Rogoredo. Poco importa che l'uomo fosse già noto alle forze dell'ordine con numerosi alias e che avesse con sé una pistola a giocattolo. Del resto, per i soliti esponenti della sinistra, il fatto che il 28enne girasse armato è un dettaglio marginale. D'altronde, chi di noi non esce con una pistola a giocattolo a minacciare un uomo in divisa? Qua mi fermo, ragazzi, ma è chiaro che vi sto eccitando a comprare un quotidiano perché vi fa bene, perché vi dà forza, perché un quotidiano vi dura per una settimana, tanto è grosso, tanto è lungo, mamma mia, che cos'è un quotidiano? E quindi potete poi farlo leggere a questo, a quell'altro, e ci sono articoli di tutti i tipi. Torniamo ad acquistare un giornale. Confronto sulla sicurezza tra governo e Quirinale, arrivano le nuove norme. Avete capito, oggi Consiglio dei Ministri, siamo curiosi su cosa accadrà. Posso già dirvi che alle 11 avremo il senatore Paolo Tosato che tornerà sull'informativa del ministro Piantedosi ieri al Senato, sulla manifestazione a Torino pro Askatasuna, ma soprattutto su quelle che sono le proposte in tema sicurezza della Lega, e le metteremo sul tavolo per voi. Confronto sulla sicurezza tra governo e Quirinale, arrivano le nuove norme. Attenzione, qui ogni quotidiano tira un po' da una parte e dall'altra. Ultimi ritocchi al fermo preventivo per chi cerca gli scontri e allo scudo per chi agisce per difendersi. In Senato Piantedosi attacca i complottisti e la sinistra rifiuta di votare la risoluzione unitaria per le forze dell'ordine. Quando mai? È chiaro che il Colle deve mediare, fare contenti un po' gli uni e un po' gli altri. Non può fare la figura di tifare per la sinistra, non può fare la figura di tifare per la destra. Quindi lo scudo ci sarà, trallallero trallallà, ma se facciamo lo scudo lo facciamo per tutti, belli e brutti, non dividiamo per categorie. Questa è una cosa che ho desunto leggendo sia Repubblica e sia La Verità. Ma andiamo per gradi. Intanto, l'ultima del PD. Chi vota sì al referendum del 22 e 23 di marzo è fascista. Per i Dem, i sostenitori della riforma Nordio sono come Casa Pound. Arriva l'ira dei riformisti che dicono insultante e svilente. Anche qui c'è da divertirsi, ragazzi. Guarda un po', guarda i manifestini. Loro votano sì. Ricordagli che la Costituzione è antifascista. Vota no per difendere la Costituzione. Insomma, se capis nagot non si capisce più nulla. È chiaro che se si vuole cambiare qualcosa a questo referendum bisogna votare sì. E lo sapete, non c'è un quorum, quindi possiamo andarci anche in 10 a votare. L'importante è che la maggioranza voti sì. A proposito invece di giornalisti, dei giornali, vi ho detto comprate i giornali, ma c'è stata una gaffe all'interno dell'ordine dei giornalisti che salutiamo e che stimiamo, perché sono stati stanziati 20.000 euro a favore dell'associazione Articolo 21,
che succede ogni anno, insomma, è praticamente impegnata nel supportare i giornalisti minacciati nell'esercizio della professione, e va bene, siamo un po' tutti minacciati, anche un po' odiati, molti di voi mi odiano ma mi ascoltano e questa è una cosa stupenda, vi odio anch'io ma anche un po' vi amo. Sono stati stanziati i soliti 20.000 euro a favore dell'associazione Articolo 21. Il problema è che Articolo 21 si è buttata a capofitto nella campagna referendaria, praticamente sponsorizza, secondo voi, il sì oppure il no? Il no. Eppure il regolamento interno vieta di dare contributi a sigle politiche, quindi non se ne sono accorti i capi, volevo dire, capito, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Questo finanziamento indiretto, ma neanche troppo, per un comitato per il no al prossimo referendum costituzionale del 22-23 marzo non sa da fare. Oddio, io sono l'unico, no, io pago ogni anno, pago i miei 100 euro e passa assolutamente, magari non faccio i corsi, ma cosa vuoi? Ci fermiamo, certo, c'è la pausa. Si parla di Olimpiadi, lo sapete, domani si comincia. Ogni giorno vi sto proponendo questa settimana la fantasia italiana. Questa è la sigla ufficiale delle Olimpiadi da parte di Stardust. Questo è il gran finale di un'opera potentissima, quella di Stardust, scritto Dardust, che trovate facilmente su YouTube. Si trova scrivendo fantasia italiana, ce ne sono varie versioni, anche perché in questa opera si passa
dalla grande città di Milano a Cortina, quindi dal traffico alle montagne, al silenzio, ma poi si richiama tutta la tradizione italiana con la pizzica, varie tonalità musicali, vari esperimenti che questo artista, pianista, compositore e produttore ci regala proprio per portarci direttamente all'atmosfera delle Olimpiadi, che sono sicuro state godendo anche voi che siete immersi in questo momento nel traffico di Milano. Ha lavorato per Fiorella Mannoia, Fedez, Annalisa, Carboni, eppure Mahmood, sua è la produzione di Soldi, capito? Scherzi a parte, l'atmosfera è questa ed è bellissimo secondo me assaporarla in questi giorni anche su Radio Libertà. 5 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, rassegna stampa atipica come sempre su queste frequenze. Se cercate la noia delle blasonate rassegne stampa, girate canale, siete ancora in tempo. Io vi porto sul tavolo le argomentazioni del giorno, pochi articoli letti, tanta ciccia sicuramente, e soprattutto le polemiche per noi che mangiamo pane e politica sono quotidiane e io ve le metto sul tavolo insieme ai vostri messaggi che stanno arrivando al 340 67 09 659. C'è Max che mi dice: non vorrei mettere il carroccio davanti ai buoi, ma siccome militare ha sempre fatto lanci esemplari fino a diventare generale, politicamente il signor Vannacci ha commesso un errore degno di una recluta, lanciandosi dall'aereo Lega senza indossare il paracadute. Le conviene, caro generale, recuperare in fretta e furia un enorme gonfiabile su quale atterrare, portato a spalla dai suoi valenti e intrepidi esponenti della 10ª MAS, per evitare il suicidio politico. Staremo a vedere, non che ci interessi molto. Però ieri, tra le tante dichiarazioni che ha fatto a Modena e già le schermaglie, i primi minuti con Matteo Salvini, ha detto che rimarrà nell'alveo del centrodestra, e la cosa è già una notizia, ragazzi miei. Il problema è che si sta per trovare cani e porci, in senso buono, politici all'interno del suo movimento, e chiaramente insomma noi ne abbiamo già avuto uno in questo senso, che era un corpo estraneo nel nostro movimento, anche se parlava bene, se aveva una forza, una potenza che abbiamo tutti quanti amato e stimato, e ci basta e avanza, ok? Questo cane e porco in senso buono. Praticamente Vannacci se n'è andato perché non accetta i compromessi di Salvini per tenere in piedi il governo. Gli faccio gli auguri, ma come politico credo abbia molto da imparare. Beh, Roberto, è chiaro che uno vorrebbe spaccare il mondo, vorrebbe cambiare tutto quanto, ma lo sappiamo benissimo che quando si entra in certi ingranaggi, quelli importanti, e bisogna far girare la macchina deve girare, perché se non gira immediatamente quell'ingranaggio viene espulso, viene sostituito, capito? E per far girare la macchina a volte ci si deve uniformare, che non vuol dire fare quello che vogliono gli altri, ma un pochino sì. Uniformare significa cambiare magari la direzione di quella macchina che gira, inserendo un ingranaggio particolare che comunque non la fa cadere, non la fa andare fuori squadra, ma la fa un attimino cambiare un po' meglio. Non so se mi sono spiegato, ed è quello che la Lega cerca di fare. Una Lega di rottura. Ma mi piacerebbe, ma è come se mi piacerebbe, però vuol dire non contare più nulla all'interno di un governo importante che può fare riforme importanti, la prima delle quali sulla giustizia il 22-23 di marzo bisogna assolutamente votarla. Ciao Sammy, ma i politici sono un mondo di traditori, qual è la novità? 560.000 farebbero annebbiare qualsiasi politico, cari saluti da Enzo, non so cosa intendevi, però i politici sono un mondo di traditori, no, non mi pare, semplicemente è difficile rispondere a tutto quello che i cittadini chiedono, questo sì, lo ammetto. Questa radio esiste per questo, signori, per portare le vostre proposte, le vostre proteste in Parlamento, al governo. Siamo qua per avere un dialogo quotidiano con la gente comune. A me non me ne frega niente se siete di destra o di sinistra, ma se avete delle idee,
fatemele avere al 340 6709 659. Come ieri ho inviato tutti i vostri WhatsApp e lo farò ancora al generale Vannacci, ma certo, oggi le invio a Salvini, a Morelli, invio quelle che sono le vostre proposte a chi fa politica e speriamo che sia buona politica. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Buongiorno Sammy. Buongiorno. La Lega rimarrà. Io sarò con la Lega, a Vannacci non sparirà, perché sull'Ucraina aveva ragione lui. Purtroppo Matteo non poteva fare altrimenti. Vedremo un po', Buongiorno. Grazie Avanti, caro, ma infatti Matteo Salvini ha dato i suoi segnali che la cosa non ci piaceva e se non l'ha fatto bene Matteo Salvini l'ha fatto meglio Claudio Borghi Aquilini, per dire. È chiaro che te l'ho detto, se fai parte di quell'ingranaggio lo devi far girare, ma i segnali di malumore la Lega li ha lanciati e come? È chiaro che se esci dalla Lega e puoi sbraitare, puoi gridare, puoi fare la tarantella quanto ti pare, ma non ti cagherà nessuno, non potrai cambiare assolutamente niente, zero, ok? È chiaro che ti fanno la festa e quelli della sinistra che vogliono fermare l'attività del governo e che sperano che tu abbia qualche parlamentare in più per formare, ce ne vogliono 20, un gruppettino in Parlamento e quindi fare cosa? Fare cosa se dovrai votare comunque per il centrodestra? Perché se non voterai per il centrodestra voterai con la sinistra e loro saranno ancora più contenti. Buongiorno Sammy, certo che la radio della Lega ne ha fatta di strada, dal va pensiero al miau miau, non ho capito il perché. Sergio da Milano, sei rimasto indietro, Sergio. Un tempo ci chiamavamo Radio Padania Libera e io ero qua a gridare secessione e trasmettevo il Borghezio Beat. Me lo cerchi per favore su YouTube, dai, un assaggio di Borghezio Beat su YouTube e ragazzi, la Lega è cambiata, nel senso che il progetto della secessione era un progetto che non poteva avverarsi, ma serviva per scuotere l'Italia, perché non ne potevamo più di questa Italia, perché a sentire parlare di Italia, vedere la bandiera italiana, ci sembrava di essere presi per il culo, ci sembrava che fosse un imbroglio, capito? E ci sembra tuttora. Abbiamo deciso di cambiare questo imbroglio, di modificare questo imbroglio, cercando di aiutare davvero i cittadini del nord, del centro e del sud, ok? Ma l'imbroglio c'è stato comunque, sappiatelo. Questo è Mario Borghezio, il Borghezio Beat. Per la nostra gente, per la gente umile, che lavora, che produce. Noi moriamo liberi, colmossi liberi, Padania libera. E statalisti, e governi statalisti, vecchi regimi, il vento della Padania li spazzerà. Apri le orecchie! Padania libera! Io ho ascoltato con piacere l'urlo spontaneo nato da questa piazza. Roberto Calderoli ha pronunciato quella parola che ci evoca tante battaglie. Secessione! Dai, fermamelo, se no ragazzi io mi sto scaldando e sto ballando per tutto lo studio. Questo è lo storico Borghezio Beat che avevamo confezionato ai tempi di Radio Padania Libera, quando c'era la secessione, quando c'era questa ribellione allo statalismo, al centralismo, a solo Roma, e la voce che avete sentito è quella perché è ancora tra noi, di Mario Borghezio, che abbiamo amato, che l'abbiamo paragonato molte volte al generale Vannacci. Lui è buon animo, buonanima, buon anno, e
la novità la trovate a pagina 10 del quotidiano Libero. Chi sale sul carro di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci? Borghezio e Pistola Pozzolo, le Sturmtruppen di Vannacci. Il partito dell'ex generale è già un mix di vecchi politici e seconde file pronti a cambiare casacca. E la destra guarda il progetto con sospetto. Fabio Rubini: la prima certezza del primo giorno post-leghista di Roberto Vannacci è che si terrà ben stretta la poltrona da europarlamentare, che va bene tutto, ma insomma il bonifico mensile da Bruxelles non è roba da buttar via, soprattutto se c'è un partito da costruire partendo da zero. La giustificazione è quella di tutti i parlamentari che hanno cambiato casacca in corso, lo dice la Costituzione, il mandato è in capo all'eletto, non in capo al partito, così come ordinarie sono le altre dichiarazioni del suo addio alla Lega rilasciate a Realpolitik su Rete 4 ieri sera. È un taxi che ha cambiato direzione. Non rimango in un contenitore che tradisce la mia identità, ha detto Vannacci. Da vice segretario non mi è stata data la possibilità di incidere. Oddio, insomma, quello che ha fatto in Toscana sono dei danni irreparabili. Francamente ci aspettavamo di meglio da uno che anche ieri si è sobriamente paragonato a Charles de Gaulle. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quello che ha fatto lui in Francia, aveva detto. Così come di meglio ci si aspettava dai primi arruolati in Futuro Nazionale. I volti più noti al grande pubblico al momento sono quelli dell'ex leghista Mario Borghezio, che ha già mollato Patto per il Nord, li salutiamo anche gli amici del Patto per il Nord, quindi taxi ragazzi, se ne fa incetta, al quale si era avvicinato solo pochi mesi fa, ma anche il barone nero Roberto Ionghi Lavarini è salito sul carro, non carroccio ma carro, speriamo non sia funebre, di Vannacci, ai quali potrebbe presto aggiungersi il fondatore del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi e il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno. In Parlamento il primo ad aderire al partito di Vannacci è stato Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noto per il colpo di pistola partito accidentalmente la notte del Capodanno 2024, che ferì un uomo della scorta di Andrea Del Mastro, fatti per i quali Pozzolo è stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi per porto illegale di arma da fuoco. Sempre in Parlamento dovrebbero presto annunciare l'addio alla Lega Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Io spero sinceramente di no, soprattutto Sasso, perché è uno di quelli tosti, molto coraggioso, e andare con Vannacci significa praticamente togliere delle battaglie importantissime dal Parlamento e stare fuori bau 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 ad abbaiare. E chi ti caga? Che il PD ti ascolterà sulle battaglie sul gender eccetera? Caro Sasso, spero di no. Erano gli organizzatori della conferenza stampa con Casa Pound, quella dell'altra settimana, che è stata bloccata dagli amici del PD che hanno cantato Bella Ciao perché loro possono parlare certo di genocidio invitando l'albanese, noi non possiamo parlare invece di remigrazione, visto che siamo i primi a farlo, lo abbiamo lanciato noi questo termine da queste frequenze, non ce lo lasciano fare, allora adesso la vuole fare Vannacci questa cosa, abbaiando in versione extraparlamentare. Staremo a vedere. Più complicata la posizione di Domenico Furgiuele, che scioglierà le riserve entro venerdì, ma che sarebbe orientato a restare fedele a Salvini e alla Lega che lo ha portato alla Camera. E poi c'è Massimiliano Simoni, unico consigliere leghista eletto in Toscana, discepolo di Vannacci, che è l'unico praticamente che è riuscito a fare leggere, pure lui si terrà ben stretta la poltrona. In Veneto sono attese le adesioni a Futuro Nazionale del consigliere regionale leghista Stefano Valdegamberi, dell'ex consigliere di Fratelli d'Italia, oggi sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, Gio Formaggio, altro bel tipo, e qua mi fermo chiaramente, ma l'articolo prosegue oggi sul quotidiano Libero. Ci sono e ci saranno altre defezioni, ho letto anche dal Piemonte, eccetera. Ma te l'ho detto, sinceramente, appunto, se uno crede nel federalismo, nell'autonomia, e vai con uno che non sa neanche dirla quella parola,
autonomia. Sinceramente, insomma, non dico che bisogna avere la schiena dritta, a una certa età poi fai anche fatica a tenerla dritta la schiena, però almeno un minimo di coerenza. Le reazioni dell'opposizione, scrive Libero, e per la sinistra Vannacci è già il salvatore della patria. Giornali e siti rossi abbondano di commenti ammiccanti e Renzi gli dà pure consigli di strategia e vedremo nei prossimi minuti anche cosa scrive Repubblica e La Stampa. Intanto però sono sul quotidiano Libero a proposito di quello che ci aspetta nelle prossime ore nelle grandi città del nord, con la T, strade gruviera, pozzanghere e voragini, così la Milano di Sala si presenta alle Olimpiadi. Da Piazzale Loreto a Corso Lodi uno slalom tra buchi e pavè dissestati. I lavori di manutenzione annunciati consistono in un sottile strato di asfalto che salta al primo temporale, le strisce pedonali, puff, sono scomparse. È chiaro che ti mettono lo strato sottile proprio per la giornata di domani, quando passeranno i big, e poi nuoteremo, faremo i fanghi nella città di Milano. Attori, cantanti, centinaia di autorità per i giochi. Domani, venerdì alle 20, l'inaugurazione ufficiale a San Siro. Sventato il primo attacco degli hacker, naturalmente russi, oltre 6.000 uomini schierati, oltre ai servizi esteri. Chiaro che l'appello figlio d'Apollo che vi faccio, se soprattutto domani girerete per Milano, prendetevi molto tempo, evitare di girare in auto e sbirciare, ad esempio sul Libero ci sono tutte le zone chiuse. Le bufale dei francesi invidiosi che dicevano poca neve, invece è record. Il quotidiano della gauche Le Monde ha provato a gettare fango sull'iniziativa olimpica italiana. Il presidente Macron ancora in dubbio se affacciarsi dal palco delle autorità o restare a casa. Beh, se resta a casa uno in meno, anzi molti di meno, tutte le scorte eccetera, un po' meno casino. Fatto sta che ci sono due paginoni sul quotidiano Libero e su tutti i giornali alla fine sono svegliati e iniziano le Olimpiadi. Comiche al vicariato, anche questa è bella. Via l'Angelo Meloni. Una settimana di follie artistiche a Roma. Il restauratore della Basilica di San Lorenzo in Lucina deve cancellare l'affresco per decisione della diocesi. Le motivazioni del parroco: ho detto che se fosse stato divisivo e avesse dato scandalo avrei fatto rimuovere il volto dell'angelo. È stato cancellato perché andava cancellato, ok? Ma attenzione, c'è un cherubino adesso che somiglia a Conte. Non è possibile, non ci credo. Richiesta di sbianchettamento bis. Ho detto, Simone, vai in giro per le chiese, secondo me ne trovi uno che ti assomiglia. In chiesa c'è un altro alato che sembra il capo del Movimento 5 Stelle e per par condicio c'è chi vuole levarlo. Fammelo vedere un attimo. Eccolo qua, questo assomiglierebbe a Conte. E adesso che abbiamo cancellato Giorgia Meloni, sbianchettiamo pure Giuseppe Conte. Non è uno scherzo, ma l'autorevole parere di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, sul destino dell'altra figura alata dai tratti controversi che campeggia sempre lì in San Lorenzo in Lucina, quella del cherubino numero 2 che sta di fronte al collega con la faccia della Premier. Cioè uno assomiglia a Meloni e l'altro a Conte. Posso piangere, no? Poi faccio cortocircuito qua su tutte le robe. Ok, va bene, ve l'ho detto. D'altronde vi ho detto, è una rassegna stampa particolare la mia, vi metto sul tavolo le cose più sfiziose, che poi sono degne di argomentazioni quando uscite a prendere l'aperitivo al bar. Il pistola Pozzolo e il pistolino del generale, un po' volgare come titolazione, surreale dibattito sul nuovo partito del generale Vannacci. Se ne occupa Alberto Busacca oggi a pagina 12 di Libero, nella pagina dei commenti e delle opinioni, e si parla naturalmente di quelli che sono anche i dati che cominciano a uscire, le proiezioni e come potrebbe andare il partito. Naturalmente ognuno le gonfia a proprio volere. Giro di nuovo la pagina, sono pagina 17, ci sono novità anche sulla mamma del Bosco che parla e che dice: i miei figli sono traumatizzati, di notte hanno
Gli incubi. Catherine Birmingham rivela i suoi timori. I bambini soffrono perché non possono più dormire con noi genitori. Abbiamo voluto garantirgli un ambiente lontano dai problemi del mondo e in tanti sono con noi. L'articolone con Luca Puccini. La vergogna, nel senso che li stiamo rovinando. È chi ha deciso di vivere nella maniera più bella che tutti vorremmo fare, in mezzo alla natura, eccetera. Hai visto. Poi ci sono le vie di mezzo? Sì, ma forse stiamo tirando troppo dalla parte opposta. Ancora sul quotidiano Libero, attenzione, antagonisti anarchici vogliono rovinare i giochi, anche qui non se ne parla anche per scaramanzia, ma sui social si rincorrono gli inviti dei collettivi rossi e dei centri sociali ad aderire alle manifestazioni di protesta con l'obiettivo di creare il caos, ICE, mica ICE. Chiaro che questo evento, che ne dicano gli amici piddini, non è una spesa ma un investimento. A parlare è Cristian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale in Lombardia, che sottolinea l'impegno della Lombardia. Queste opere sono un'eredità. Ed in effetti, e poi chiaro dipende che canale guardate, le Olimpiadi, scrive Libero nel paginone milanese a pagina 35, le Olimpiadi sono un vero affare, conti d'oro per tutte le imprese. Secondo le stime delle associazioni di categoria, per un'impresa i Giochi di Milano Cortina genereranno un impatto economico pari a 61 milioni di euro, con effetti prolungati nel tempo. Per Confcommercio l'indotto sarà pari a 319 milioni. Ricordiamo che quel più 300% di arrivi in aereo in queste settimane si va poi a spalmare non soltanto sulle Olimpiadi, ma uno già che è qui in Italia si va a visitare anche il Colosseo e vediamoci pure la fontana a 2 euro, capisci? Cioè è una cosa che si allarga stupendamente a tutta Italia, non solo al nord, che uno dice, le ha fatte la Lega, le Olimpiadi, pensa solo al nord, Milano e Cortina. Non è così. A caccia dei grandi eventi, dalle piste olimpiche alla tavola, la città di Milano affila coltelli e forchette. Anche i ristoranti stellati hanno deciso di scendere in pista allungando l'orario di apertura e, come vuole la tradizione a tener banco, sono le nuove aperture con la caccia all'invito. È chiaro, signori, c'è da fare soldi, anche perché chi arriverà in questi giorni per le Olimpiadi i soldi ce li ha e li spenderà. Quindi è piatto ricco, direi, mi ci ficco. 8:27, sveglia, dovete inviare WhatsApp al 340 6709 659 per commentare i fatti del giorno, altrimenti vado su Repubblica. ci vado, no dai, ci vado, altro che vi devo scaldare l'atmosfera, fa freschetto anche quest'oggi. Dopo vado sul Giornale, che bello mette su belle cose. La Repubblica, il Quirinale corregge il decreto sicurezza. Attenzione, oggi il Consiglio dei Ministri cambiano scudo penale e fermo preventivo, i dubbi di La Russa dopo l'addio Vannacci contro Salvini, il traditore è lui, prono al governo, e insomma Luigi Manconi, ci mancava anche lui, il generale e la gara a chi è più di destra. Attenzione, noi non siamo di destra, è lui, Vannacci, che è troppo di destra, vuole fare una destra che non trova spazio nel nostro paese, e questa destra andava inglobata all'interno della Lega. Allora sì, mettendo sul tavolo le proposte veramente di destra, ma che possano entrare nell'alveo democratico, così come la Lega ha salvato tante cose brutte che sarebbero accadute 20 anni fa, inglobando persone che effettivamente potevano essere tranquillamente dei terroristi, additati come terroristi, non faccio nomi, dicendogli: qui però c'è la democrazia, qui si fanno cose democratiche, le tue idee sì, alcune vanno bene, le portiamo all'interno della Lega. Parlando di secessione, era uno strappo pazzesco con questo paese, ma abbiamo messo sul tavolo una problematica, il problema del nord che continua a trainare le regioni del sud, quelle vanno a strascico, non si poteva proseguire in questo modo e non si può proseguire tuttora. Poi chiaro, abbiamo
rimesso le cose a posto parlando di federalismo, le 3 macro regioni di miglio, l'autonomia, ragazzi miei. Certo che passare dall'autonomia al centralismo della Meloni e poi di Vannacci si cambia completamente, cari miei amici che decidete di andare col generale, che ha carisma, che parla bene, su questo non ci sono storie, eccetera, ma se dici cose che sono irrealizzabili e vai avanti ad abbaiare e basta. E la gente soprattutto non si fida più di te, caro generale, perché hai mancato alla parola una volta e un generale che fa cose del genere ci delude. Siamo sul quotidiano Repubblica, però all'interno di Repubblica sicurezza, oggi il decreto Mantovano da Mattarella, ritocchi su Fermo e Scudo, e vediamo allora che cosa potrebbe cambiare. Questi sono tutti potrebbe, perché finché non si sa non si sa. Il pacchetto di norme in discussione, la legittima difesa estesa a tutti i cittadini, perché se la facevi soltanto questo scudo penale solo per le forze di polizia sembrava una roba che con la Costituzione non andasse d'accordo. Quindi se c'è questo scudo che prevede l'iscrizione in un registro di notizie di reato diverso da quello comune, con le stesse garanzie di difesa di un normale indagato, a decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione della causa di giustificabilità sarà comunque un magistrato. Chi è iscritto in questo speciale registro degli indagati dovrebbe usufruire di una corsia preferenziale e la sua posizione, a meno che il PM non valuti diversamente i fatti, dovrebbe essere archiviata entro 30 giorni. A essere iscritto in questo registro dovrebbero essere tutti i cittadini, non solo le forze dell'ordine. Qua mi fermo perché è ora della pausa, tra poco la pubblicità e la canzone indipendente, ma ritorno tra pochissimo a mettervi sul tavolo quelle che dovrebbero essere le proposte e che dovranno essere vagliate e decise dal Consiglio dei Ministri. Ce n'è anche una che forse vi piace e che Repubblica scrive a denti stretti, si chiama blocco navale. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Altra giornata piuttosto instabile sul nostro paese, con diffusa copertura nuvolosa e diverse occasioni per precipitazioni. In mattinata il più elevato rischio di piogge sarà a carico del Friuli Venezia Giulia e di gran parte del settore tirrenico, ma localmente potrebbero verificarsi delle piogge anche su Abruzzo e Molise, più asciutto altrove. Nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare ancora sostanzialmente i medesimi settori, sebbene più a carattere sparso o irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro. E il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu è il sempre regalo. Alberto, l'olio buono
viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, io sono Andrea Mandelli. Finalmente è uscito Un bacio ancora, un brano, un singolo che io amo tantissimo, perché è curioso, è già presente su tutte le piattaforme, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo vi mando un abbraccio, ciao! Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori il ritmo. Se questo è il peccato, allora dammi il battesimo. Scappo da specchi che mi urlano vergogna, io mi trucco di coraggio nella nebbia di Bologna. Sorriso il mio amore, usa e getta. Non è carnevale ma la maschera è perfetta. I coriandoli cadono come stelle in un cielo ubriaco. La vita è un gioco ma ho perso le regole al primo assaggio. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola, Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Le voci dei santi mi chiamano in silenzio mentre brucio come incenso sul filo di un rasoio intenso. Gin tonic mischiato a pianti sul parquet. Ho baciato un diavolo, pregava in un cliché. Lungo i viali dei sogni proibiti, arcobaleni spezzati su muri di graffiti. Ogni sorriso un rischio, ogni abbraccio un azzardo. Ma se muoio domani avrò vissuto il mio sguardo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Un bacio, un bacio, un bacio in aria. Senza nome, senza volto, ma lascia una scia. Un bacio, un bacio, un bacio in aria. Il sole mi brucia ma la luna non mi lascia. Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e si innamora. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Un bacio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera. Un bacio ancora. Quanti baci ci daremo questo weekend? Beh, ragazzi miei, lo sapete, se volete incrociare la Lega, magari anche per parlare del futuro della Lega senza Vannacci, e molta gente si sta riavvicinando alla Lega perché giustamente senza Vannacci uno dice ma questa è la mia Lega, allora ci ritorno. E cavolo, questo sabato 7 febbraio saremo a Grugliasco in provincia di Torino alla festa della Bagna Cauda. Ci sarò anche io, ci sarà Radio Libertà, quindi è una bella situazione per trovarci, baciarci questo sabato 7 febbraio alle 20 alla Pro Grugliasco di via Leonardo da Vinci 20 a Grugliasco in provincia di Torino. Saranno presenti parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali del territorio. Siete ancora in tempo a prenotare, ma sbrigatevi, chiamate
chiamate Nunzia al 338 29 16 908, 338 29 16 908 per cenare a base di bagna cauda, ma c'è anche l'antipasto di salami misti e formaggi, agnolotti di magro burro e salvia, dolce, vino, acqua e caffè. Soprattutto c'è lo staff di Radio Libertà con i suoi gadget, e tra questi gadget, perdonatemi, c'è questo. Guarda qua. Lo vedi? È l'orologio che abbiamo firmato tutti quanti a Pontida la scorsa estate. Ci sono centinaia di firme di voi ascoltatori di Radio Libertà che siete arrivati da tutta Italia sul Sacro Pratone, e intorno alle 5 del pomeriggio, dove l'orologio fa le 5, c'è anche la firma di un certo, guarda qua, Roberto Vannacci. Quindi questo orologio diventa prezioso in senso buono e non solo, e penso che sia da collezione come non mai. Chiaro che ci sarà anche questo orologio questo sabato a Grugliasco in provincia di Torino alla festa della Bagna Cauda con la Lega e non solo. E vedremo chi se lo porta a casa, signori. Non dico niente. Poi, vabbè, ci sono i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà. Guarda qua, i mestoli con scritto Radio Libertà. Insomma, le mutande, perdonami, le mutande da uomo e da donna con scritto Radio Libertà. E guarda che roba stupenda. Se volete incrociarci, questo sabato a cena a Grugliasco in provincia di Torino alla festa della Bagna Cauda. Non vedo l'ora. Intanto ringraziamo naturalmente il nostro Andrea Mandelli che ci ha offerto il suo bacio, un bacio ancora, detto Andre, lo ricorderete, concorrente di Amici nel 2022, ma poco prima aveva vinto il Tour Music Fest, il Festival Voci d'Oro di Montecatini Terme, ed è uscito proprio in questi giorni con il video di Un bacio ancora. Un bacio ancora lo diamo anche a Repubblica, è il minimo, anche perché siamo all'interno a pagina 4 e ci sta spiegando quali potrebbero essere i punti cardine di ciò che verrà approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Abbiamo detto la legittima difesa è estesa a tutti i cittadini. In caserma 12 ore, non 24, ma l'ok del giudice ci vorrà. Divieti e sanzioni per i minori con le lame, quindi confermati divieti di porto di coltelli con lama di lunghezza superiore a 5 cm e di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere. Espulsioni più veloci e blocco navale. L'ulteriore stretta sull'immigrazione verrà divisa tra decreto e disegno di legge, lo sapevamo. Nel decreto troveranno posto alcune norme per rendere più veloci e più facilmente eseguibili le espulsioni di immigrati irregolari, soprattutto coloro che non rispettano l'ordine di lasciare il paese in 7 giorni, contenuto nel foglio di via consegnato loro. Alla seconda inosservanza del provvedimento, i questori adesso potranno direttamente provvedere al rimpatrio. Restano nel disegno di legge invece gli articoli che stringono le maglie sui ricongiungimenti familiari e che istituiscono una sorta di blocco navale, uno strumento con cui il governo potrà temporaneamente interdire l'ingresso nelle acque territoriali di navi ritenute un pericolo per la sicurezza nazionale o per presunte infiltrazioni terroristiche o in momenti di particolare pressione migratoria, proprio quello che voleva portare avanti Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il blocco navale arriva, anche se nel disegno di legge, quindi ti immagini in Parlamento, ragazzi, petardi, fuoco e fiamme. Giro la pagina, siamo pericolosamente sul quotidiano Repubblica, ma qui fanno festa, ragazzi miei, nei paginoni su Vannacci, il traditore Salvini, su Kiev e Fornero è stato prono. E chi va con Vannacci? Senti qua, da Adinolfi a Cicalone, il nuovo partito stuzzica gli influencer. Emanuele Pozzolo, Cicalone, Mario Adinolfi, ma anche, signori, il pluripregiudicato Fabrizio Corona potrebbe andare
con il generale. Non dirò niente. Matteo ora si blinda, voglio una Lega unita, ma frena su Zaia, dice. In mattinata convoca un vertice alla Camera e vede Giorgetti, per limitare l'ex chiede che restino i collegi uninominali. Fatto sta che una delle novità potrebbe essere un posto per Zaia, sì, ma dove? E non diciamo niente, non si sa proprio niente. Il generale potrebbe rivelarsi un problema e non solo per noi, rischia di togliere voti anche agli altri. I sondaggi dicono che li toglierà, sì, ma di più a Fratelli d'Italia. Ma soprattutto, ribadisco e discoriba, avete sentito, se entra gente che mangiava pane e autonomia, pane e federalismo, addirittura pane e secessione, va col generale, uno dice vabbè. Siamo sempre sul quotidiano Repubblica, le Olimpiadi invernali, Milano pronta al grande show, arrivano Meloni e Vance schierati cecchini e droni. Paginone su Repubblica che si occupa poi anche dell'ex giudice Carnevale, non è più tra noi, la toga ammazza sentenze, se n'è andato a 95 anni, le condanne cassate ai boss, ragazzi, bastava una virgola e il boss veniva scarcerato, ce lo ricordiamo molto bene. Pace all'anima sua. Non c'è più l'Angelo Meloni, il sacrestano lo cancella, lo ha chiesto il Vaticano, e quindi che succederà adesso? Attenzione, adesso che si evitino emulazioni, parla l'ex sovrintendente di Roma, è stato un dipinto sopra le righe, adesso dice, mi raccomando, non è che adesso c'è qualcun altro che vuole emulare e quindi magari scopriamo un angelo con la faccia di Conte, pare che ci sia. Ma qui mi zittisco, è ora di collegarci con Qui Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi e riportare un po' di calma. La deputata della Lega Giovanna Miele, buongiorno. Buongiorno a voi, ben trovati. Grazie per essere con noi. Dalla Commissione Cultura c'è stato il via libera alla proposta di legge della Lega, di cui tu sei prima firmataria, per introdurre nell'ambito scolastico la qualifica di docente per l'inclusione. Di cosa si tratta, Giovanna? È un cambio di nome che reputiamo necessario al fine di sostenere e valorizzare quello che è un vero paradigma culturale che oggi supera il sostegno come denominazione ma anche come tipo di approccio all'inclusione, ma soprattutto di approccio alla diversità. Quindi questo cambio di nome segue una serie di norme che nel tempo hanno di fatto riconosciuto l'importanza delle diversità e del progetto di vita, soprattutto all'interno delle istituzioni scolastiche, dove effettivamente moltissime realtà diverse convivono e devono avere pari opportunità e pari diritti. Quindi un cambio di nome che in realtà vuole sottolineare l'importanza dell'inclusione come metodo di istruzione e di formazione, ma soprattutto come metodo di approccio alla diversità. Questo significa seguire il solco della linea di governo che oggi vuole riportare le regole come centralità, ma soprattutto vuole definire quali sono gli ambiti e i ruoli da assegnare ad ognuno nella società. E noi ti ringraziamo per questa bella tua scelta che speriamo possa avere un buon seguito in Parlamento e che chiaramente è anche un riconoscimento, un abbraccio a tutti quei professori che portano avanti qualche cosa di ancora più importante della loro grande missione, e questo è bellissimo. Giovanna, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buon veramente weekend. Di cuore e buon lavoro, a presto. Qui Parlamento. In ogni trasmissione di Radio Libertà c'è il Qui Parlamento, che significa collegarsi con la Camera, con il Senato, per sapere cosa bolla in pentola, cosa si sta muovendo in Parlamento, e ascoltando queste piccole finestre lo sapete molto in anticipo, a volte anche rispetto ai giornali. A proposito di informazione, domani venerdì ritorna Antonino Danna, lo dico perché mi avete scritto in tantissimi dicendo non c'è più Antonino Danna la sera,
sera. Che fine ha fatto il collega Antonino Danna? Perché non c'è Antonino Danna? Dov'è Antonino Danna? Dai, ha avuto qualche problemino di salute, niente di grave. Penso si temesse fosse anche qualcosa ai polmoni, dico polmonite, eccetera, però ve lo racconta lui questa sera, no? Domani, venerdì alle 18, ritorna in onda più vivo e vegeto che mai. Siamo però ancora su Repubblica ed è un problema, però giustamente è l'unico che si occupa in maniera esaustiva delle novità sul paniere Istat. Siamo a pagina 29 di Repubblica. Telecamere e antivirus, le paure degli italiani entrano nel paniere Istat. Lo sapete, entrano delle cose che uno dice ma no, ma anche questo nel paniere, cioè guardano poi quante robe compri di questo paniere per capire come va l'Italia. Si allunga l'elenco di beni e servizi per la rilevazione dei prezzi al consumo. Balzo degli alimentari più 2,6%, ma soprattutto i grembiuli e le uniformi scolastiche, i filati per maglia e uncinetto, i tappetini per i bagni. Uno dice, questi escono dal paniere? No! Queste sono le nuove entrate, direi molto vintage. A questo punto anche il ciao di mio figlio Elia lo facciamo entrare nel paniere. Istat 2026 sono decisamente prodotti in cui ci eravamo abituati da tempo. Veramente ci eravamo anche disabituati all'uncinetto, ma ci piace, lo amiamo. Chi sa lavorare all'uncinetto alzi la mano. Chi rammenda i buchi nelle calze alzi la mano, anzi se magari ci fa anche WhatsApp, che ne ho strettamente bisogno di queste cose. Adesso le calze c'hanno un buchino e le butti via, di la verità Simone, che tristezza. Un tempo le davi alla nonna, adesso se le dai alla nonna te le tira dietro e questo è un problema. No, non è vero, è che a volte la nonna è vecchia, non ce la fa più e ti sembra di sfruttarla, e vabbè, tanto roba cinese, la compri, 2 euro, cosa vuoi che sia? Vabbè, fatto sta, ci sono i grembiuli scolastici che tornano nelle statistiche dell'istituto nel paniere, ma anche i software e gli antivirus, il campeggio e il barbecue, signori, tende, zaini da campeggio e carbonella per barbecue, ok? Ma come dicevamo anche i sistemi d'allarme, che effettivamente è un qualcosa che uno dice c'ha l'allarme, sembrava una roba da ricastri, e adesso ce l'abbiamo tutti quanti e costano anche di meno, per fortuna. Sono naturalmente cinesi, ma ci sono quelli italiani, abbiamo qualche azienda che ci ascolta, che li produce. Ci piacerebbe che si facesse pubblicità su questo, ma bisogna essere molto coraggiosi, sai, per fare pubblicità su una radio politica come la nostra. I furti in casa, l'incubo più grande, un mercato che vale già 1 miliardo, scrive Aldo Fontanarosa oggi su Repubblica. Dopo la tregua del Covid, ladri di nuovo in azione. Aumenta il numero di chi prova a difendersi anche con soluzioni low cost, che fanno ridere i polli, però giustamente avere la telecamera che ti inquadra tutta la casa è bello, è carino, soprattutto se non hai un cazzo da fare durante il giorno, continui a guardare cosa succede e vedi anche quando arriva il ladro, ma è fantastico, sei lì come un pirla che, oh cazzo, mi stanno entrando i ladri, Dio mio, e adesso li guardi che ti rubano le cose. Dai, si ride un po', si scherza, però se volete fare pubblicità su Radio Libertà potete inviare un WhatsApp 340 6709 659 o andate sul sito radiolibertà.net. Giornali ricchissimi, questa rassegna stampa, ma un giorno la facciamo sta cosa, una rassegna stampa che duri all'infinito, praticamente finché ho voce io vado avanti, dalle 7:30 del mattino andiamo avanti fino alle 6, le 7, fino alle 7:30 di sera. Dai, la facciamo sta cosa. Chiaro che voglio un aumento di stipendio, come minimo. No, mi dicono subito non se ne parla. Sì, no, conosciamo noi questo verbo, aumentare lo stipendio. Conosciamo il verbo arriva lo stipendio, con tanti punti interrogativi, ma ragazzi, questa è una radio di battaglia. Se tu fai questa radio vuol dire, primo, che credi nella radio. E chi vi parla l'anno prossimo fa 50 anni di radio. Ho iniziato prestissimo, che avevo 11 anni, ragazzi, lo facevo per gioco, ma già le mie onde elettromagnetiche le trasmettevo. E poi
E poi devi credere nella comunicazione, devi essere un comunicatore nel bene o nel male, ragazzi miei, sbagliando, sparando cazzate, ma devi riuscire a comunicare, a sfiorare determinate corde, e io spero di riuscirci a fare questa cosa, non lo so quanto bene. Terzo, devi avere una passione anche politica, che non significa essere per forza della Lega, celodurista, ce l'ho qui lo spadone, significa migliorare la vita dei cittadini, anche prendendo in considerazione idee lontane dalle tue. Io infatti aspetto ancora Rizzo, chissà mai che arrivi. Tu dici, ma se scende giù con Vannacci li fai entrare lo stesso? E non lo so questa cosa. Dai, chiuso la parete, devo correre, sono in frettissimo, se no non ce la farò mai. Devo fare una rassegna stampa che duri fino ad Antonino Danna, quando arriverà domani sera, che ritorna dopo la malattia. Scontri a Torino, tutti scarcerati, scrive Repubblica, ma sono su Repubblica questo, non mi ricordo più. Siamo sul Corriere della Sera, che cavolo stai dicendo? Non l'avrebbe messo così. Il centrodestra attacca i giudici. Ai domiciliari, il giovane arrestato per l'aggressione al poliziotto, Salvini dice vergogna. Siamo sul quotidiano Il Corriere. Perché ci sono entrato? Perché scudo penale esteso e accertamento non fermo di 12 ore, si parla delle correzioni del Colle, e ce n'è qualcuna che non ci piace, ma sappiamo insomma che doveva esserci, perché altrimenti non ci faceva passare niente. Sono sul Corriere perché c'è l'intervista a colui che sentiamo ogni lunedì su queste frequenze, il capogruppo della Lega, Molinari. Il carroccio spinge il governo a provvedimenti concreti, dal generale soltanto slogan. Molinari, chiediamo pene più dure per evitare altri casi a Scatasuna, e ribadisco e discoriba, queste cose le porti avanti solo se stai al governo, che significa certo far girare quella macchina con gli ingranaggi e purtroppo adeguarti a quelli che sono gli altri ingranaggi, ma pian piano puoi modificare l'andamento di questa ruota e fare in modo che giri in modo diverso, senza dare troppo nell'occhio, e almeno provarci, ed è quello che la Lega sta facendo, lanciando segnali molto forti, e ben sapete ogni segnale il risultato che ha. I protagonisti dei gravi disordini di Torino dopo lo sgombero di Askatasuna sono già fuori dal carcere. Non è un fatto che aiuta narrazioni come quelle di Roberto Vannacci, risponde Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Quello semmai è un problema che abbiamo con la sinistra, quando ci accusano di fare panpenalismo, di aumentare il numero dei reati senza incidere nel concreto, non vedono quello che è sotto gli occhi di tutti. Lo facciamo perché vogliamo evitare casi come questi. Se proponiamo norme penali più dure è per far pagare effettivamente il conto ai responsabili di certi comportamenti. Non è insidioso il generale come competitor senza vincoli di lealtà alla maggioranza sui temi della sicurezza? Risponde Molinari, non credo, lui è uscito proprio nella settimana in cui si discuterà in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto sicurezza. Vannacci, giusto pochi giorni fa, ha rilanciato la proposta di Casa Pound sulla remigrazione. La differenza è tutta lì, noi spingiamo il governo, ascoltate bene, ad approvare provvedimenti concreti per intervenire sul problema sicurezza e immigrazione. Lui porta avanti slogan per mettere in difficoltà la maggioranza con proposte irrealizzabili. Io sono convinto che le persone sappiano distinguere. È proprio quella cosa, la teoria degli ingranaggi che vi dicevo, cioè ci si deve uniformare, perché sennò la ruota del governo si blocca e ti saltano addosso e ti sostituiscono con un altro ingranaggio, ma pian piano si cambia la posizione e il giro che fa questa ruota. I decreti Salvini nel 2019 sono stati una risposta concreta e misurabile ai problemi dell'immigrazione. Questo governo li ha riadottati. I numeri ci dicono che siamo a meno 60% di sbarchi clandestini. Vannacci va in giro a raccontare che si possono remigrare anche gli immigrati regolari o i figli di immigrati regolari, cosa ovviamente impossibile. Ripeto, questa è la differenza tra lui e noi. Noi lavoriamo per risolvere i problemi, non per farci propaganda sopra.
Ha festeggiato per la fuoriuscita di Vannacci? Chiede il Corriere al capogruppo Molinari. È noto che io non fossi tra gli entusiasti delle sue posizioni. La Lega è sempre stata dura sull'immigrazione come sulla difesa del lavoro e delle imprese, ma il fatto che Vannacci continuasse ad ammiccare a ideologie del passato, la 10ª Mas, sconfitte dalla storia, era intollerabile. Secondo me ci ha fatto anche perdere voti. Il segretario ha provato a integrarlo, gli ha permesso di organizzare i suoi circoli. Ora che Vannacci ha deciso di tradire, possiamo vederlo come un momento positivo che ci permette di fare chiarezza. Noi non siamo quella roba lì, siamo il partito dei territori, dell'autonomia, delle identità locali, della serietà e concretezza. Insomma, la sicurezza è affar vostro? Nelle prossime ore arriverà in Consiglio dei Ministri il pacchetto sicurezza in cui la Lega ha chiesto di inserire il rimpatrio per i minori stranieri non accompagnati, l'espulsione dei detenuti stranieri quando manchino 2 anni alla scarcerazione, la stretta sui ricongiungimenti familiari escludendo figli maggiorenni e genitori. Ricordo che queste, come quelle per dare maggiori tutele alle forze dell'ordine, sono proposte della Lega, nate non dopo i fatti di Askatasuna, ma già presentate lo scorso novembre. Il generale aiuterà la sinistra, lo teme anche lei? Lui è nella scia di tanti altri partiti che abbiamo visto negli ultimi 30 anni collocarsi all'estrema destra, non si sono mai allontanati molto dall'1%, sempre poi che davvero lui riesca a organizzare un partito e a presentarsi alle elezioni. È qualche tempo che si parla del nuovo pacchetto sicurezza. Ci sono resistenze in maggioranza? Chiede il Corriere a Molinari. Noi siamo stati i primi a proporre alcuni di questi provvedimenti. Qualcuno potrebbe per questi volerli rallentare, forse. Lo sgombero rapido anche per le occupazioni delle seconde case, la stretta sulle lame, il coinvolgimento anche delle famiglie sul tema dei Maranza con sanzioni pecuniarie. Sono tutti provvedimenti a cui è difficile dire di no e che auspichiamo diventino realtà il prima possibile anche in vista del Consiglio dei Ministri di oggi. Amare oltre ogni ragione, amare oltre il battito di un'emozione, amare perché c'è qualcuno che ti ha amato già. Amare oltre ogni misura, amare oltre il limite della paura, amare qualcuno che chiede di amare di più. Amare oltre il prezzo che c'è da pagare, amare il tempo che hai per amare, amare ogni attimo prima di farlo passare. Amare per costo di perdere tutto, amare per sempre iniziando da adesso, amare imparando ogni volta a ricominciare. Amare oltre il sogno che muore, amare per dare la parte migliore, amare passando a qualcuno la vita che hai. Amare oltre tutti gli sbagli, amare oltre tutti i ricordi e rimpianti, amare cercando soltanto di amare di più. Amare anche quando non sai dove andare, amare anche quando non sai cosa dire, amare comunque, dovunque sia senza aspettare. Amare formando ogni cosa d'amore, amare lasciando parlare l'amore, amare mettendoti in gioco così come sei.
prezzo che c'è da pagare e nel tempo che hai per amare, anche a costo di perdere tutto, iniziando da adesso. È chiaro che io, per restare in argomento, sono andato a prendere un frate che canta questo pezzo, Fra Federico Russo, un frate francescano dell'ordine dei frati minori che si esibisce spesso con la band Reception Song, proponendo un genere che spazia dal pop rock al folk al reggae. Amare oltre fa parte della Christian Music, la musica cristiana che solo Radio Libertà vi fa ascoltare ogni giovedì alle ore 9. E spesso e volentieri intervistiamo anche artisti di musica cristiana. Amare oltre, lo amiamo, certamente, anche il generale Vannacci lo amiamo e lo amano soprattutto tutti i quotidiani quest'oggi che gli fanno una gran festa, soprattutto i giornaloni. Matteo ha tradito valori e ideali, io come Meloni che lasciò il PDL, signori. Vannacci ieri, che era in Emilia Romagna al primo comizio dopo l'uscita, le accuse alla Lega su identità, armi e pensioni, ma chiaro che adesso accuserà la Lega tutto quello che si sta facendo e che non si riesce a fare. È chiaro che il Vannacci sarà lì come quelli del PD a dire la stessa cosa che dice il PD, ed è per questo che gli stanno facendo una gran festa i giornaloni. Addirittura quest'oggi viene inserito tra quello che è successo nel passato, cioè come Fini praticamente, Vannacci come Fini, eccolo qua. Io traditore? Assurdo! La mia fu una scelta politica, loro due spregiudicati hanno agito per interessi. Fini e il paragone del vice premier non sta in piedi, cioè è andato a intervistare il Corriere con Paola Di Caro Gianfranco Fini, pure lui resuscitato dai morti, politicamente of course, e si paragona quello che è successo con Salvini e Vannacci a quello che è successo ai tempi. Per Salvini caso chiuso, ma nella Lega restano i malumori, il segretario Dormo Sereno, Fedriga si dimette in Europa e Pozzolo passa a Futuro Nazionale. Ma ve l'ho detto, ci sono un fracco di trombati, gente che lo spadone non riesce più a usarlo, che passeranno con Vannacci e ripeto, è una roba solo che fa bene alla salute per la Lega. Chiaro che se siete vannacciani, se avete fatto anche voi il vaccino Vannacci in questi mesi, anch'io l'ho fatto ragazzi, ma poi mi sono fatto il controvaccino, dentro il mondo del generale, eccoli qua, principi, obiettivi e primi problemi. Ad esempio il partito, il manifesto c'è, ma serve la struttura. Il simbolo, nome e logo sono contesi, il rischio del cambio simbolo, chi va con lui, le prime adesioni e la conta dei deputati, 4 gatti per il momento, ma anche meno, la remigrazione per sfidare la Lega. Sì, il manifesto di Vannacci predica una destra vitale in cui la parola è l'acronimo dei diversi valori a cui punta il partito: virtù, identità, tradizioni, amore, libertà, eccellenza, entusiasmo, ma probabilmente il tema che il generale ha deciso di cavalcare più di ogni altro è la remigrazione. In questo caso la competizione con la Lega è già diretta. Per aprile il partito di Salvini, scrive il Corriere, ha organizzato sullo stesso tema un raduno a Milano con gli euroalleati dei Patriot for Europe, anche se il generale è stato ospite del summit per la remigrazione organizzato da alcuni partiti di estrema destra di tutta Europa. Insomma, se vuole venire anche Vannacci a questo evento, tranquillamente, ci mancherebbe altro, siamo aperti. L'addio ai patrioti e le avance di AfD. Ricordiamo, Roberto Vannacci è parlamentare europeo, pagato anche da voi che lo avete votato. Al momento però è senza gruppo perché i Patriot for Europe lo hanno messo fuori contestualmente all'addio alla Lega. Staremo a vedere che farà ad esempio con AfD, punto di domanda. Giro la pagina.
Ci mancherebbe altro. Anche sul Corriere, come su tutti i giornali, rimosso il viso con i tratti di Meloni. Il restauratore dice la richiesta era del Vaticano. L'accelerazione di parroco e sagrestano spiazza tutti. L'idea della sovrintendente, insomma, fatto sta, siamo rimasti tutti malissimo. E soprattutto se avevate in mente di fare un weekend a Roma, visitare questa bellissima chiesa. Però pare che ce ne sia un altro che assomiglia a Conte e di Angioletto, quindi che niente. Non può mancare sul Corriere, visto che adesso iniziano a protestare perché girava un po' troppo sui vari canali la 7 nelle interviste su ogni trasmissione, adesso compare nel cartaceo. Ma chi? Sigfrido Ranucci. Ho scritto un libro per ragazzi grazie a un mio figlio insegnante, gli aiuto a destreggiarsi sul web tra fake news e algoritmi. Tosi, scusate, mi viene da querelare, no, da grattarmi, mi querelò 19 volte per 36 minuti d'inchiesta. La pressione politica in TV sempre la stessa. Insomma, da leggere certamente se vi capita in mano il Corriere. Non mancate all'articolo di Antonio Polito, che segue dalla prima, la destra e lo strappo filo russo. L'addio di Vannacci alla Lega apre una crepa nel blocco meloniano. Il generale non ha mai nascosto simpatie verso Mosca. E chiaramente Antonio Polito è tutto vostro. Il Fatto Quotidiano, pure la russa evoca lo stato di polizia, governo in tilt, trattativa col Colle, norme a beo elastico, nuove schedature, il riconoscimento facciale negli stadi, nuovo tira e molla su scudo e fermo, balle pro sì contro i magistrati torinesi. Insomma, veramente bisogna fare lo strillone quando pubblicizzo il Fatto Quotidiano. E allora sai che faccio? Corro sul quotidiano Il Giornale, che è quello che la mette in prima pagina. Alla Salis tedesca 8 anni di carcere, a quella italiana 20.000 euro al mese. Maja era con i picchiatori Antifa, condannata a Budapest, altro che seggio a Strasburgo, e i giudici liberano i violenti di Escatasuna. Oggi il Giornale è bello tosto, che parla anche del compagno Vannacci, signori. Sinistra e sondaggi fake, il generale già vacilla, resto nel centrodestra. E sarà dura, perché adesso imbarchi cani e porci e vediamo cosa farà Rizzo secondo voi. Vado a pagina 2. Basta che c'entri Corona. 8 anni alla Salis tedesca, quella italiana è in Parlamento. Ne parla oggi della minaccia antagonista e soprattutto di due pesi, due misure, ma oggi sul Giornale si parla anche con Luca Fazzo, la sua analisi, la doppia morale dei giudici, comprensivi con i black bloc, severi con le forze dell'ordine. Traumatizzati questi poveri guerriglieri col martello in Piemonte, indagato invece a Milano l'intero reparto di polizia. Qualcosa di strano succede tra i giudici? 22-23 marzo c'è un referendum da votare, ricordatelo, era guerriglia, eppure il giudice mette a piede libero i violenti di Torino. Intanto sul fronte sicurezza arrivano i 2 via libera alle nuove norme, il sì del Senato e l'ok del Quirinale. Meloni vede Vance e attenzione, le novità che purtroppo non saranno nel decreto legge, e parlano anche di blocco navale. Prevedo petardoni in Parlamento. Tutte le misure, fermo preventivo, scudo per gli agenti, stretta sui coltelli. Anche il Giornale ne parla a go. A pagina 8 non può mancare: Salvini congeda il generale e apre il fronte sul referendum. Il leader: gli abbiamo spalancato le porte, capitolo chiuso. Oggi Lega più forte, e annuncia: da questo fine settimana saremo in centinaia di piazze per il sì al referendum. E chiaramente, signori, anche in tutte le sezioni della Lega e negli eventi portati avanti dalla Lega si parlerà di referendum, ma si parlerà soprattutto del futuro della Lega.
Senza Vannacci. Ad esempio questo sabato sera a Grugliasco in provincia di Torino alla Bagna Cauda e non solo, organizzata dalla Lega. Ore 20 questo sabato sera ci sarò anche io, ci sarà anche Radio Libertà con i suoi gadget. Se volete venire chiedete informazioni. Compagno Vannacci, la sinistra lo esalta e sogna sondaggi dov'è al 4%. Pronto lo sdoganamento per dipingerlo come un leader che andrà lontano. E naturalmente a pagina 10 del giornale lo show dell'ex militare. È Salvini il traditore e arruola Corona e Novax. Giro di nuovo la pagina. Vannacci è già confuso, accusa il Carroccio ma confida ai suoi, sto nel centrodestra. Salvini lo vorrebbe fuori dall'alleanza, la tentazione Meloni è meglio gestirlo. Anche qua si capisce che cosa potrebbe fare Vannacci con questo retroscena firmato da Augusto Minzolini. L'incognita della prossima legge elettorale, alzare la soglia di sbarramento per azzopparlo, rischia di rovinare il flirt in atto con Calenda. Il paradosso? Un generale col vento in poppa può erodere più consensi a Fratelli d'Italia che alla Lega. La Russa dice i sondaggi farlocchi. Ancora sul quotidiano Il Giornale, anche qui si parla del vicariato che cancella l'Angelo Meloni, ma non tocca i mosaici di Rupnik, ok? E poi ancora, via il segreto sullo stipendio dei colleghi, signori, anche questa la novità, l'avevamo già sentita mesi fa, ma oggi il decreto sulla trasparenza. Le aziende dovranno rivelare le retribuzioni medie, ok? E ci sarà da ridere, ma da ridere tanto quando si verranno a sapere quanto guadagniamo noi qui a Radio Libertà. Ci sarà molto da piangere veramente. Dice, ma te sei un barbone. Conto corrente postale 37671294. Simone dice tristemente sì, pietà, per aiutare Radio Libertà, per aiutare noi redattori che non conosciamo il termine aumento di stipendio. Non l'abbiamo mai chiesto da quando lavoriamo qui, ma proprio non significa, non ha una... Cosa vuol dire aumento di stipendio? Obiettivo: eliminare le differenze tra le paghe di uomini e donne e tra dipendenti con uguali funzioni. Maxi sanzioni per chi non si adegua, ok? Gioan Maria De Francesco ne parla a pagina 13 oggi, solo sul quotidiano Il Giornale, ma è una cosa comunque appurata. Sventati gli attacchi hacker russi, l'allerta per i raid anarchici, e naturalmente si parla di Olimpiadi con l'intreccio secolare tra guerra e giochi, il braciere si accende sul mondo in frantumi. È chiaro che quest'oggi il giornale, il quotidiano Il Giornale, va acquistato come qualunque altro giornale anche per capire cosa succederà da domani a Milano e in Italia o in tutta Italia, perché vi arriveranno turisti che, cioè tu dici, ma cosa ci fanno questi qua? Sono venuti per le Olimpiadi, è chiaro che visto l'Olimpiade quel giorno lì e poi si spostano a visitare le altre zone dell'Italia, questo è il bello delle Olimpiadi. Andiamo sul Tempo, chiarissimo il titolo, scandalo a Torino, martellate sulla giustizia. Poi in Ungheria, Majati, l'aiuto martellatrice ha preso 8 anni. Condannata la tedesca che aggredì militanti di destra, Orbán dice complice di Salis e terrorista antifascista. Sempre sul quotidiano Il Tempo di Osho, Vannacci arruola il pistolero Pozzolo e Salvini lo attacca, è un ingrato, e la vignetta con la Meloni che chiede a Salvini, riesci a fare qualcosa per non far ballare sto tavolino? E Salvini, ci metto sotto il libro de Vannacci. Giriamo la pagina all'interno del quotidiano Il Tempo. Per i giudici è stata brutale aggressione, ma poi scarcerano i picchiatori di Torino. Insorge il centrodestra, uno schiaffo a chi indossa la divisa. Capite perché bisogna votare sì al referendum del 22-23 marzo? Verso il referendum fascista chi vota sì
Elli segna l'autogol, adesso mezzo PD, e quello che vuole votare sì, è in rivolta. Salvini sale al Colle per discutere del ponte e su Vannacci dice ingrato. E poi ancora, il generale si lagna già, parla di fango, attacca Salvini e arruola il pistolero Pozzolo. Ma ti dico, ne sta arruolando tanti, alcuni li conosciamo molto bene, uno di questi è il grandissimo Mario Borghezio, e lui il centralismo lo ha sempre amato alla grande. Cercate su YouTube Borghezio Beat e ve ne fate un'idea. Un'opportunità per ripensare il Carroccio, il trafiletto di Luigi Di Gregorio, ma soprattutto in taglio basso l'intervista a Susanna Ceccardi. In Toscana, chi mi segue dalla Toscana sa cos'è successo in Toscana, sa quanti leghisti sono rimasti delusi dall'avvento del generale Vannacci, era lui che ha coordinato le elezioni toscane, sappiamo come sono andate le elezioni in Toscana. Scrive Susanna Ceccardi oggi sul quotidiano Il Tempo: in Toscana la sua Waterloo, per lui la parola vale zero e la poltrona più dell'onore. È chiaro che dopo il discorso che ha fatto a Pontida e il fatto che avesse dato la sua parola, che la Lega non era un taxi, eccetera, ce l'ha detto a tutti noi, anche al gazebo di Radio Libertà, dove si è fermato per ore a fare autografi, a dare baci e abbracci. È chiaro che una scelta del genere ci ha lasciato come per dire, ma da oggi chi si fiderà del generale Vannacci? Oggi sul Tempo l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi racconta il rapporto con Vannacci. Nella mia regione ha fatto danni enormi, un disastro. La Toscana è stata la sua Waterloo, ha imposto candidati senza qualità politiche, senza consenso, senza radicamento e ha preso solo il 4%. Un disastro figlio di tante promesse e pochi fatti. Va dritta al punto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, che commenta così l'uscita dal partito dal generale. Se lo aspettava, non posso dire di essere sorpresa. Frequentandolo e conoscendolo più da vicino a Bruxelles, ho presto intuito che la sua permanenza nella Lega non sarebbe stata duratura. Entrato da indipendente, ha sempre vissuto il partito più come uno strumento di affermazione personale che come una comunità politica alla quale dare il suo contributo. Contributi infatti non ne ha mai dati. Certamente quando qualcuno tradisce la fiducia di chi lo ha sostenuto non è mai una bella pagina, ma non provo certo smarrimento. La Lega non trattiene nessuno controvoglia e va avanti senza problemi e senza drammi. Le persone passano, il partito resta da 40 anni. E questa è la frase più giusta, perché le idee della Lega sono sempre lì sul tavolo. Ci sono quelli che restano da sempre a portarle avanti, ci sono quelli che ci passano e poi mollano lo spadone perché forse non sono capaci di portare avanti quelle idee. Andiamo sul quotidiano La Stampa. Sono sempre tentato, dice la verità, cosa aspetti? Vabbè, ma un attimo di comunismo, pacchetto sicurezza ai paletti del Quirinale principale, certo. Vannacci, debutto al veleno, il vero traditore è Salvini, dalla legge Fornero a Kiev, te l'ho detto. Poi qualunque cosa che la Lega non riesce a portare avanti come vorrebbe è un tradimento ora secondo lui, ma chiaro, ora lui si trova all'opposizione. Intervista a Emanuele Pozzolo, il pistolero. Insieme daremo una scossa al paese. Non è il tempo di una destra omeopatica. Il deputato espulso da Fratelli d'Italia dichiara: Meloni ha sacrificato la spinta riformatrice per la stabilità. È sempre il problema che vi dicevo, ci deve essere sia la spinta riformatrice che la stabilità. Questa è la bravura di fare una politica che possa funzionare. È chiaro, tutto questo richiede molto più tempo. Certo, è vero, ma se sei al governo per fare le riforme, i cambiamenti e poi per proporli democraticamente. C'è ancora la democrazia. Meglio il generale o Calenda, il bivio che agita il centrodestra. E poi l'intervista a Stefano Valdegamberi dal Veneto: da Lega e Fratelli d'Italia mi chiamano per aderire, la linea arcobaleno di Zaia ha deluso.
Il derby dell'identità, signori, vedete come viene celebrato questo addio di Vannacci alla Lega. Vannacci sollecita emozioni ancestrali e il suo bacino elettorale è cruciale per vincere. Se la scissione della Lega è sicura, quella della maggioranza è tutt'altro che scontata, ragazzi. Oggi gli amici di sinistra godono come ricci a acquistare il quotidiano La Stampa, con il taccuino di Marcello Sorgi che stuzzica quanto pesa e quanto vale il generale. State godendo? E allora sappiate che l'Italia meloniana è sempre più europeista. Per la prima volta i filo UE superano il 50%. Mi è caduto il biscotto nella tazza della colazione. L'ultima segnalazione dalla Stampa, anche qui, Grembiuli, Carbonella, uncinetto, così l'indice Istat crea l'effetto nostalgia. E ci piace a noi vintage, ragazzi. Io un grembiulino me lo comprerei. Trend popolari più che un ritorno all'antico. E dagli antivirus alle ambulanze private cresce il bisogno di sicurezza. L'analisi di Chiara Saraceno sulle nuove entrate nel paniere. Il grembiule, l'uniforme scolastica entrata nel nuovo paniere, i filati per uncinetto, li usiamo tutti da sempre. Per l'abbigliamento entrano i tessuti per fare la maglia, la videosorveglianza, telecamere e kit per segnalare i tentativi di furto, la carbonella per barbecue, nel nuovo Istat le bricche di carbone per barbecue, ma anche le tende da campeggio e l'ambulanza privata rientrano tra i servizi di trasporto e di emergenza. Chiaro che quando non arriva quella pubblica ci vuole la privata. Già a casa i picchiatori di Torino. Siamo sul quotidiano La Verità. Dei 3 arrestati per il sacco della città, 2 liberi e 1 ai domiciliari. Ma il titolo che ci piace tanto è questo: nel decreto sicurezza spunta il blocco navale. Il provvedimento oggi in Consiglio dei Ministri. Ci saranno anche divieti per le armi da taglio. Il sottosegretario Mantovano ieri al Quirinale per smussare gli ultimi ostacoli su fermo preventivo e scudo penale per gli agenti. Cosa succederà? Siamo molto molto curiosi, soprattutto sul blocco navale, che è uno degli argomenti che veniva lanciato e che lancerà sicuramente anche Vannacci, dicendo: ecco, non l'avete fatto, non l'avete fatto. Perché non l'avete fatto? Lo stiamo facendo, ma c'è sempre quella famosa teoria dell'ingranaggio. A Torino c'è stata una guerriglia, ma i 3 arrestati sono già a casa. Quando il fedelissimo Diannun ringraziava l'Italia, ci lascia liberi. Dai giudici un messaggio ai violenti: devastate, nessuno vi toccherà. Pagina 3 della Verità, potentissima, ragazzi miei, è il caso di acquistarla. L'amico della Salis prende 8 anni. Processo in Ungheria contro la banda di cui faceva parte l'europarlamentare. Maya T, non binario tedesco, cioè infatti è un maschio o una femmina, è un non binario, è un maschio con le fattezze da donna, condannato insieme a 2 attivisti in contumacia, ok? Mentre la nostra fa l'europarlamentare della sinistra. DL Sicurezza, ritorna al blocco navale, Colle in campo su scudo e fermo. Mantovano sale al Quirinale per sciogliere i dubbi del Capo dello Stato, conferma il clima di dialogo. Oggi in Consiglio dei Ministri la stretta sulle armi da taglio, da superare rilievi sulle deroghe alle forze dell'ordine e i DASPO, ma come dicevo prima, a denti stretti, e ne parla anche Repubblica, si comincia a parlare di blocco navale in certi determinati casi, se quella nave potrebbe rappresentare un problema o anche in momenti in cui ne stanno arrivando troppe. È chiaro che se adesso ci fosse un Salvini prossimamente a fare quel lavoro da ministro dell'interno, forse, chissà, Re Sergio scopre la libertà e frena il governo. Ci saranno certo delle novità anche su questo fronte. Al presidente, che per il Corriere è un raffinato giurista con la carta nel cuore, carta scritto maiuscolo of course, non vanno giù le misure della Meloni contro le violenze di piazza, eppure gli stessi principi li ha lasciati calpestare durante la pandemia, con Green Pass e repressione, scrive oggi Maurizio Del Pietro sul quotidiano La Verità. Città blindata e incubo Black Bloc a Milano, le Olimpiadi
Olimpiadi del traffico. Con un saluto a tutti voi, siete ancora bloccati in coda? Oh, ma dai, scendete, andate a piedi, sì, dove cazzo la metto la macchina? Vannacci a Salvini, anche sulla Verità, traditore sei tu, traditore io, traditore tu, ma voglio restare nella coalizione, quindi avremo qualcuno nella coalizione, non si sa chiaramente come mai ci possa entrare in Parlamento, che voterà le stesse cose che vota il centrodestra, e uno allora si chiede, ma perché non sei rimasto? Ricordiamo che il marchio Vannacci è registrato da un ex Movimento 5 Stelle. Altre difficoltà per il nuovo soggetto politico: il nome Futuro Nazionale era già stato depositato nel 2011, per usarlo bisognerà chiedere il permesso ai proprietari. Ancora, sul quotidiano La Verità, a destra non c'è spazio per un nuovo partito. Ci sono passato anch'io con Italexit, scrive Gianluigi Paragone, che veniva data tra il 2 e il 4,5%. Al momento della Verità, l'elettore conservatore sceglie il voto utile per non fare vincere la sinistra, a meno che adesso non si faccia l'errore di trasformare l'ex Parà in una vittima. Oggi Gianluigi Paragone, che è indicato anche come possibile nuova entrata proprio del partito del generale. Il capoleghista: cambiare casacca fa solo aumentare l'astensionismo. Zaia: errore imbarcare il militare. Il vice segretario Crippa ne chiede le dimissioni. Giro di nuovo la pagina, ma sto per chiudere la baracca, ragazzi. Anche oggi è una rassegna ricchissima, però penso di avervi messo sul tavolo delle belle argomentazioni. Sulla Verità, pagina 14, Trevaillon ignorati, respinto in un lampo l'esposto contro l'assistente sociale, vergogna. I funzionari regionali dicono ha sempre operato in modo corretto, ma gli psichiatri dell'ASL tuonano. I bimbi tornino dai genitori. Abbiamo visto cosa scrive altri quotidiani come il Corriere, stanno male. Angelo Meloni: val bene una censura, volto sparito per il volere della curia. E qui, signori, ci dispiace tanto, ma cerchiamo altri angioletti e siamo certi che li troveremo da altre parti, in altre chiese. Chiudo con l'Avvenire, bello il titolo, Ritorno di fiamma. Uno dice la fiamma del partito di Vannacci, no, la fiamma delle Olimpiadi. Domani sera a San Siro la cerimonia inaugurale, mentre hanno già preso il via alcune gare. Arriva la fiaccola olimpica, ma i milanesi per ora restano freddi. Sì, perché non si riesce a muoversi a Milano anche per i molti divieti. Il precedente di Torino 2006 che poi entusiasmò il cappellano. Questo spirito pacifico resterà. E allora, con spirito pacifico che alzo le mani, nel senso alto il mi arrendo, mi fermo per il momento. Ringrazio Simone in regia, tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca e poi di nuovo alle 11 in versione short ritorna Sammy Varin con i vostri WhatsApp al 340 6709 659, ma parleremo anche del pacchetto sicurezza della Lega con il senatore Paolo Tosato, e poi ci verrà a trovare in studio una giovanissima artista, non attrice ancora ma potrebbe farlo, si chiama Leonor. A più tardi. Avete ascoltato